Denunciato in passato con l'accusa di apologia del fascismo per le scritte sui manifesti all'ingresso della spiaggia di Punta Canna Sottomarina, l'ormai ex gestore Gianni Scarpa, che ora ha ceduto lo stabilimento, ha avuto un'altra idea: un luogo del piacere per uomini e donne. In Italia siamo indietro di 30 anni dall'Europa che conta. Siccome i veneti, perché io sono veneto, portano centinaia di miliardi nelle case di tolleranza in Austria, in Germania e così via. Allora io ho pensato che se non siamo dementi, perché di dementi stiamo parlando, è ora di finirla, di lasciare andare via i miliardi. È ora di finirla, di vedere queste donne che portano malattie sporche, bisunte nelle strade, oppure le furbone che lo fanno negli appartamenti. Io ho idea di aprirlo a Sottomarina, dove ho il terreno di proprietà e dove penso che quando saranno liberate queste case di tolleranza, lo Stato italiano ne darà una in ogni regione, di solito dovrebbe essere così. Allora io nel Veneto voglio essere il primo. Scarpa non sarebbe solo in questa impresa. Ho una cordata di imprenditori veneti che sono venuti a vedere il sopralluogo diverse volte e sono loro che costruiscono, perché sono già dei costruttori loro, chiaro, non sono nel settore. Io non faccio niente, io ho lanciato l'idea e metto a disposizione questo terreno che io ho. Naturalmente, evidenzia Scarpa, sarebbe pensata in maniera diversa dai tempi di Mussolini. Io l'ho pensata, casa di tolleranza per uomo e donna, perché io ho immane una enorme stima delle donne, enorme, perché la donna è molto più brava di noi uomini. La donna alleva un figlio, la donna va a lavorare, la donna accudisce anche la casa. Noi non ce la faremo mai. L'uomo, a differenza della donna, ha solo quella schifezza della forza fisica ed è per quello che in tanti casi i dementi ammazzano queste donne.